Telespettatori, siamo a Campobello di Mazara perché praticamente dobbiamo annunciare l'evento favoloso, e cioè è nato il figlioletto di Francesco da Campobello di Mazara, il Salvatore piccolo piccolo, per cui amici telespettatori venite con me, andiamo a conoscerlo. Si può? Permesso? Ciao Francesco! Ciao Francesco! Auguri, Grazie, complimenti, ho saputo del lieto evento. Sì, lo so. È nato finalmente, andiamo Sì, a sì. conoscerlo. Sì, sì. E soprattutto facciamolo conoscere anche ai telespettatori. Dov'è? Oh, che piccolo! Ciao Daniela, auguri. Grazie. Complimenti, hai fatto un'opera d'arte, complimenti. E così c'ha 10 giorni ora il bimbo. Sì. Appena che 10 giorni. 7 Come ti senti di... Daniela, come ti senti? mezza e mezza. I punti mi fanno male. È naturale. Aspetta che mi riprendo. Hai così fatto magari parto mi- naturale, giusto? Sì. Vabbè, come puoi descrivere questi momenti, Danila? Quando i dottori praticamente hanno uscito il piccolo? Al Descrivici momento i io momenti. mi ne ho preso il cirillo. Perché già faceva più una cattiva. Magari ci sto diventando Per mezzo... te è la prima volta essere madre, giusto? Sì, certo. Eh? È la prima volta. Cosa provi? Tutte cose. Descrivici le tue emozioni. Amore, dolcezza, affetto, simpatia, dolore, tutte cose. Questo. Certo. Però è una avere roba un bambino è la cosa più bella ancora. Quanto nella pesa il vita. piccolo? 2 kg 420. Addirittura, minuscolo. Ma è bellissimo, complimenti. È la tua stampa, eh? Vero? Sì, sì. Non ci credo. Dicono tutti che assomigliano al padre. Ah sì? Sì. Ma ora andiamo a intervistare il padre, vediamo come si sente il padre. Francesco, dove sei? Ah, sei qua, allora. Francesco, che mi racconti? Come ti senti? Ma insomma, mo sta Che andando. cosa hai provato praticamente per questo evento? No, cioè, una Della cosa, nascita del tuo cioè, figlioletto? una cosa bellissima. Perché diciamo questa è per la terza volta, perché c'è cioè, il secondo, Esatto, e purtroppo è capitato una brutta brandura. E purtroppo certo. soffrivo 7 anni e Ora finalmente. ce l'ho fatta un pochettino. Esatto. Mi sono nascito 2 anni. Prima o 2 anni e poi 6 mesi. soffriamo, Lo ma so, prima o poi la luce la dobbiamo vedere tutti, come certo, dire. certo, questo sì. Poi nella vita questo, io, Certo. i figli, lavoro, questo Logico. è normale. Prossimamente ci sarà il battezzo. Sì, sì. Io verrò sicuramente, perché Cioè, ti voglio registrare il battezzo, sì, te lo voglio praticamente... Come? Tu ci sarai perché mi offendo veramente. Certo, ma io sarò il primo di tutti. Ma magari manco un giorno. Allora, Francesco, cioè, abbiamo parlato di questi momenti che sono bellissimi, Sì. giusto? Ascolta, ma il bambino è nato prematuro? No, parto no, cioè, normale è nato. No? Sì, no, dico è nato in anticipo, no? Sì, sì. Da quanto tempo? E già diciamo, se c'è per le acque, ecco, già diciamo, Sì, ma dico il vero tempo quando lo faceva, Daniela? il vero tempo faceva il giorno 29 di gennaio. Ho capito, quindi è nato praticamente con un mese in Sì, anticipo? sì. È nato di 8 mesi? Sì, sì. Per questo è così piccolo? Certo, Però fortunatamente, Come? 9 mesi e 2 settimane. Io si confonde. Allora è nato in orario? Sì, il tempo l'avevo fatto. Ah. Perché lui si confonde quando parla, quindi non è Esatto. normale. Vabbè, c'è da capirlo, lui non è che se ne intende di Cioè, bimbi. io no, Mettiti da questo lato, così ti riprendiamo insieme al tuo io- piccolino. io diciamo, cioè il padre semina, la madre raccoglie. Esatto, tu in questo caso hai seminato e Daniele ha certo. raccolto, giusto? Si chiedono la madre che cancia. E purtroppo, purtroppo è così. Tutti siamo così del mondo. Logico. Perché sennò che il mondo, cioè se uno porta i figli al mondo, Certo. e il mondo finisce. Allora il piccolo si chiama Salvatore. Sì, sì, Salvatore. Ha 10 giorni in questo momento, amici telespettatori. Sì. Prossimamente ci sarà il battezzo e noi saremo insieme a loro. E insieme naturalmente ai telespettatori. Certo, e facciamo una piccola festa qua. Certo. E in famiglia. Lo- Importante questo. Logico. Può anche essere che siamo in un ristorante, tu che ne sai? Certo. Se siamo al ristorante, siamo di più, Certo, no, giusto? Mangiamo di più. Logico. E se andiamo al ristorante, dopo entri al ristorante dobbiamo andare
di non faccia quella, la persona, quella, come si chiama? Quella persona della televisione. Alla Ciaramira? Sì, sì. Ah, ti piace il ristorante alla Ciaramira? Sì. Quello, grande amico Cioè, mio, il no, grande nostro sponsor. È questo, di questa Quindi persona voglio il andare. trattenimento, se vai al ristorante, lo fai lì. Sì, Perfetto. infatti mi piace conoscere, cioè in persona questa persona. Perché- Baldo della Ciaramira Si chiama Baldo? Sì, Baldo. Ok. Ti saluto Baldo. Anche che io non ti conosco. No, ma lui ti conosce perché ti vede in TV, per cui. Saluto- L'altra volta mi ha chiesto di te, dice quando è che fai spuntare di nuovo a Francesco da Campobello di Mazzara e ti ho portato, l'ho accontentato. Infatti mi piacerebbe pure incontrare il signore Griccioglio Mercatino. E non lo, Ah, Domenico Fiocca. sì, sì, Ah, sì. mi piacerebbe pure Quello incontrarlo. è un questa grande persona. personaggio. Sì, lo sai, è una brava Quello che persona. c'ha la figlia che lavora alla Sì, Litoranea, sì, eccetera, sì, eccetera. tante cose. Chi mi ha detto che c'aveva un cammello, su cammello, su cammello. È forte, è È forte. troppo fortissimo questa persona, infatti mi piacerebbe incontrarlo qualche giorno, Perfetto. appena i due, cioè, fa un pochettino di Va bene. dobbiamo incontrare. Noi abbiamo mandato questo piccolo speciale appunto per far vedere il tuo pergoletto Certo. e per comunicare a tutti i telespettatori che ti hanno visto nelle puntate precedenti in trasmissione che a te è nato il figlio Salvatore. il secondo, giusto? Sì, sì. Secondo No, con è la seconda- terzo. Ah, il terzo. Sì. Tu praticamente sei papà di due Sì, sì, bambini. quella prima. Con la prima. 5, no? 3, 4, 5. Vabbè, questo è l'ultimo. Questo è proprio quello più originale di tutti. L'origine non voglio più. Certo. Certo. Ora dobbiamo fare come Certo. ti devi comportare come dice Daniela. Certo. Attenzione. Certo, giusto? fare certo, le cose giuste. Vabbè, se capita che bene una femmina è meglio ancora. Una femmina come bambina. Ha detto come bambina. No, no, non voglio più figlie. Vabbè, per il momento c'è da capire. Certo. E poi tu sei giovane, Daniela, quanti anni c'hai? Io ce ne fare 24 anni. 24. E io 37 anni. E lui 37, per cui la differenza di età c'è, vecchia però vita. esterna, perché interna tu sei ancora un bambino. Certo. Giusto? È l'importante questo. Questo. Lo trovi vecchiotto tu a lui? No. Cioè, metti mezzo vecchio, mia no, però ancora posso fare, Certo, ma poi non li Io dimostra a 37 devo- anni. Ma nessuno glieli dà a 37 anni. ancora posso fare ferro e fuoco io. Il piccolo Francesco Posso fare una strage. può fare una Che strage. Nino ave che Nino ci rugna una pinzetta. Va bene, va bene. Cosa possiamo dire ai telespettatori e alle telespettatrici che in questo momento ti stanno guardando e stanno vedendo il piccolo Salvatore? Cosa vuoi dire a tutta quella gente che ti sta guardando e che per il momento sta vedendo il tuo figlioletto in televisione? Certo. Cosa vuoi dire? Che ci devo dire? Bellissime parole, complimenti, bellissime parole, perfetto. Va bene, amici telespettatori, un grande saluto da Alberto, un grande saluto Da Francesco. e un grande saluto naturalmente da Daniela. Ciao ciao!